Bella raga, ciao a tutti del comandone veneziano, vai con l'Olanda contro il Belgio, andiamo a vincere sto cazzo di europeo, perché dopo questa ci facciamo un europeo che è veramente... Ah, perché abbiamo Gakpo fuori addirittura 4 fottutissime settimane, mettiamo male, nell'unica. Io farei così e fancuore. Ok, buon perfetto. Io però proverei a mettere Giampaolo De Ligt al posto di De Vrij, che proprio mi sta sui maroni. E basta, andiamo ragazzi, andiamo a prenderci la coppa, che però dopo questa giochiamo con l'Italia. È vero, sorry girls, sorry guys. Togliamoci, proprio finito l'europeo, poi ho detto. Mettiamo Giorgino e Gravenberch per qua, vai. Ok, Sex on Fire, Olanda versus Belgium, Kick-off. Sentite ragazzi proprio la pronuncia di un uomo curioso come il Cume. Mancano 46 minuti alla Düsseldorf Arena di Düsseldorf. Sex on Fire. Sentite la tensione. Virgilio, Van Dijk. Derby. Il derby. Bellissimo. E si va ragazzi. Signori, Holland versus Belgium. Voglio vincere con l'Olanda, la regina senza corona, 3 finali di mondiali fatte, 0 vittorie, un europeo vinto nell'88, con Marcolino Van Basten, che ha fatto il secondo gol più bello della storia del calcio, subito Dumfries para Castells. Vedremo quale delle due squadre riuscirà a imporre il proprio calcio e a guadagnarsi un posto tra le migliori 8 di questo campionato europeo. Bravissimo, Depay, il signor Depay, per Malen, appena entrato, Malen! Ed è subito Malen, l'Olanda passa in vantaggio, il signor Malen, Olanda 1, Belgio 0, deve sostituire Gakpo e lo sta facendo nella maniera più giusta, lo sta dimostrando che forse meritava di giocare un po' prima squadra, ragazzi, non riesco a parlare perché sto facendo 10 cose contemporaneamente, ve le posso dire perché sono certe un po' erotiche. Detto questo, andiamo, eccola subito. Tijani, bello come il sole di giorno. Simons, Dumfries, brutto come qualsiasi cosa, ma non solo perché è interista, ma perché è veramente un giocatore di un fastidioso che pochi ce ne sono così. Attenzione, ecco la pago subito, gol. Gol del Belgio, ma forse offside. De Ligt. Attenzione De Ligt per Dumfries. Simons. Bellissima azione. Reinders. Tijani! Mamma mia ragazzi, che Olanda, signori. Un'Olanda sublime in 19 minuti, forse ha chiuso la pratica. Tijani, Reinders. Un giocatore elegantissimo. Non me l'aspettavo sta partenza bomba contro il Belgium. Derby del Benelux, anche se il Lussemburgo non c'è. Attenzione Virgilio, ma l'ha fatto Virgilio da Openda, non ci credo. Ma che gol ho preso? Virgilio ha beffato così, ma porca miseria. 2-1 in 24 minuti, è già successo il finimondo. Dumfries. Attenzione Dumfries, la sbaglia. Un gol in 4 partite, avevo contro di me, ovviamente, sono tutto seriaperto purtroppo. Guarda come corrono sti maledetti. Palla per Carrasco. Vertonghen. Bravissimo De Ligt, vede Depay, Memphis per Blind. Bravo Danny. Fallo. Eccellente lavoro in fase difensiva, riconquistano palla. Attenzione che sbaglia, il Belgio però è in difficoltà, non sta giocando bene. Ci sarà rimessa laterale olandese. Dettiamo i tempi, Kume, dettiamoli sti fottutissimi tempi. Dumfries la mette in mezzo, fai una cosa bella, Dumfries. Meunier, ci pensa lui. Tijani, prova il missile! Trova le mani del portiere, intervento comodo per lui.
C'è il vantaggio dell'Olanda quando manca poco alla fine di Simons o Simons. Il risultato direi che Bellissima per Malen. Cosa fa? Ed è il gol di Simons. 3-1, signori. Che partita. Simons a chi telefona? All'amorosa, la signora Simons. E godo. 3-1, partita scoppiettante qui a Düsseldorf. Quarto uomo segnala, un minuto di recupero. 2 gol di vantaggio per gli Orange. Occhio De Bruyne. Finisce un primo tempo bizzarro, a tratti strambo. De Bruyne ride, perde 3-1 e ride, questo è Kevinaccio De Bruyne. Il Belgio che ha un passivo importante davvero da recuperare. È importante, 2 gol può farli, ma il problema è che stiamo giocando bene per il momento. Attenzione qua però che si fa superare malissimo da Luque Bacchio. Occhio alla botta. Il signor Luque Bacchio, perché è così che si chiama, Luque Bacchio. E qui è stato sfortunato. La palla non è passata troppo lontana dalla porta. Virgilio. Verma. Depay. Malen. Malen, bellissimo. Ah, qua troppo precipitoso. Il terzino interista. Occhio al corner. Mamma mia. Simons. Virgilio. De Ligt, bello come il sole di giorno. Vai De. De Ligt però che fa i cross fa un po' ridere. Tijani. Blind. Capisce tutto e intercetta bene il passaggio. Dai Fiori. De Ketelare. Anche se per me sarà sempre De Keteler. De Ketelare mi fa cagare. De Bruyne. Kevinaccio. Oh, ma Kevinaccio show. Gol. Ancora fuori gioco. Mamma mia, 2 gol annullati. Si sta andando anche di culo. Entra Lukaku, esce De Ketelare. Butta bene nello spazio. Blind. Alla buona, non era facile controllarla. No, Blind, madonna che brutto sto passaggio. Passaggio pessimo. Kevin De Bruyne. Luque Bacchio. Bravissimo Tijani, mamma mia Tijani. Lo venderemo sicuramente, sta facendo con un bel europeo, quindi sarà venduto insieme a Teo e tutti. L'unico che dobbiamo vendere Leao lo teniamo, sono sicuro. Speriamo di no, cazzo. Non parliamo di Milan che veramente mi girano i coglioni. Openda. Carrasco. Bravissimo portierone. Rigore! No vabbè, questa è una vergogna devastante. Kevinaccio. Silenzio Kevin. Grande. Cos'è? Edwin van der Sar. È tornato Edwin. Simon. Mamma mia come corre Simon. Attenzione, il Belgio è messo malissimo adesso. Depa. Mamma mia. Gol strabiliante di Memphis. Pelvis in the Memphis. 4-1 afrodisiaco. Ma ne è uscito fuori un gol spettacolare, complimenti. Spettacolare. Mancano 10 minuti alla fine della gara. Combatteremo fino alla morte. Occhio De Bruyne. Arbitro fa cenno di continuare per il Madonna, sto umiliando però, grandissima Nederland. Niente, il Belgio non esiste ragazzi, il Belgio non esiste, Memphis! Mamma mia, non vincevo così in maniera netta da veramente tanto. Memphis, Depay. Ha optato per la potenza. Gara che sta per finire. Belgio letteralmente annichilito. Attenzione Luke. Oh. Bravissimi. Quel rigore sbagliato, secondo me li ha bruciati. Finisce 5-1, veramente devastante. Massacrato il Belgio. Si vola ai quarti, Beppe. Che vittoria, signori, che vittoria. Quindi adesso vediamo un po'. Germania
Olanda. No, scusami, Serbia, Olanda, Italia, Germania, magari, che ne so, dopo aver fatto schifo. Cioè, con la Serbia si può e si deve vincere. Che succede adesso? Ancora. Vai. Contro la Serbia per staccare il biglietto per la semifinale contro Italy o Germany al Volkspark Stadion di Amburgo. Non dovrebbe davvero mancare lo spettacolo in campo. Quarto di finale. Si affrontano queste due squadre. Il consiglio ovviamente è non cambiare canale. Milinkovic-Savic. Vai. Anche oggi siamo pronti a portare nelle vostre case lo spettacolo del grande calcio. Si gioca questa partita dei quarti di finale e ovviamente è una partita dentro fuori, un obiettivo, quello delle semifinali alla portata di entrambe. Soltanto una però potrà proseguire il cammino. Match Ocio. poste Serbia e Olanda. Le cose cominciano a farsi molto serie. Vai Depa. Depay sta volando in questo nuovo ruolo. Fallaccio, niente. È difficile indicare una favorita perché poi la differenza in queste partite la fanno la testa, le motivazioni. Chi Depa. di più alla fine andrà avanti. Fa peccato. Tadic. Che manda in campo questa formazione. Scendono in campo con un assetto coperto, almeno nelle intenzioni. No, che cagata. Lasciare il pallino del gioco in mano avversaria nelle fasi iniziali. Vedremo se finiranno la gara con lo stesso modulo. Si invola Dumfries, si invola Dumfries. Vai Dum, vai Dum. C'è il cross sul primo palo. Brutto errore, recupera Milinkovic-Savic. Ecco i titolari dell'Olanda che dunque si schiera così. Adottano un sistema che non sembra... Adotta un bimbo a distanza, dai cazzo. Adotta un Reinders a distanza. Niente. Reinders, Tijani. Tijani! Mamma mia, il signor Tijani. Si continua a giocare. Che cagata che ho fatto Milinkovic, quello forte. Ci si aspetta molto da Depay, vedremo che impatto avrà sulla gara. Combatteremo fino alla morte. E tutti si aspettano il trigol da lui oggi. Ecco Milinkovic-Savic. Sergei. Tutti gay per Sergei, detta in maniera è come gay il giocatore dell'Inghilterra che non viene fuori la storia dopo. È un bel modo di amare Sergei Milinkovic-Savic. Nessun atto contro nessuno, semplicemente la lealtà. Però purtroppo è andato in Arabia e si è rovinato. Questo perfetto per il Milan, ma figurati se il Milan compra un giocatore così, noi compriamo solo le pippe. Si resta in parità, provano il possesso Dumfries. per far uscire gli avversari. Niente. Siamo molto bloccati al centro. Devo fare cross, ma sono cross da cioccolataio perché Dumfries, poletto. Neanche Teo, per carità, è il giocatore più simpatico del mondo. Secondo me va anche via ragione, perché in una squadra come il Milan non ci starei neanche io che sono rosso-nero. Con le dirigenze che abbiamo, però, insomma, deve stare anche zitto Dumfries. È leggermente più scarso di Teo. Purtroppo c'è la legge del più forte. Se Teo è più forte, può fare quel cazzo che vuole. Vai, di rabbia. Non ci resta altro, ormai penso che perderemo anche Teo, quindi tutto meraviglioso ragazzi, tutto meraviglioso in casa Milan. Simons o Simons, e comunque l'Inter non ha meritato lo scudetto, l'ha strameritato, ma proprio non solo per il gioco, per i punti, ma proprio per la dirigenza che ha. Come il Milan di una volta, era un bel gruppo, una famiglia, tutti giocano per tutti, questo era il risultato, un squadrone con scarti di altre squadre, ma guarda cosa stanno facendo, cose senza un senso logique. Quindi complimenti all'internazionale. Deve essere sportivo. Però Dumfries è un coglione, dai. Quaretto, cioè posso capire se si gasa Lautaro, Barella, Bastoni, Di Marco. Perché per me che c'era Noglu, ripeto, fuori dal contesto Inter c'era Noglu un giocatore normalissimo. Ma Dumfries ragazzi, dai. Stai zitto almeno. Reinders, Tijani. Il Tija. Ci stava regalando il The Dream, il Tija. Kostic. Tentativo di pressing. Bravissimi. Vai Dumfries, fammi una cosa bella Dumfries. Vai Tijani, il Tija. Cross che non dà esito, difesa. È molto diversa dalla partita col Belgium. Col Belgium è proprio massacrati, cazzo. Vlahovic. Attenzione al Vlau, giocatore che non vale gli 80 milioni, quello che hanno speso. Buon giocatore sicuramente, ma ho visto giocatori un po' più forti della Juve nella mia vita. Malen,
Malen finta, attenzione Malen! Malen! E finalmente la insacca. Grande Malen. 1-0 al 60esimo. Con la Serbia sotto di 1 per effetto del gol appena subito. Combatteremo fino alla morte. O forse l'infortunio di Gakpo mi ha salvato, cazzo. Fuori Gakpo, Olanda show. Che forti, sono un bel giocatore Gakpo. Gudel. Milenkovic. Combatte. Occhio. Si libera dell'avversario. Merda. Grande Van der Sar per me. Edwin, signori. Edwin Van der Sar. Che cambio dunque. Esce Giacinovic. Può rendersi pericoloso adesso. Occhio, no. La Serbia attacca adesso, ovviamente. Palla per Tadic. Tadic, il buon Tadic. Babic, il signor Babic. Ma che gol ho preso? Milinkovic Savic, ma ha fatto un miracolo il portiere e prendo sto gol, ma vaffanculo. Attenzione. Malen. Ah, questo è pesante, non me l'aspettavo, pensavo di averla sfangata ormai. Zivkovic. Devono sfruttare questa occasione se vogliono trovare il gol partita. I tifosi lo invitano a provarci, distanza giusta. Merda, no! Guarda che culo! Mamma mia, vai Simons, ti prego, il contropiedone. E Malen, mamma mia, quella Serbia è messa malissimo. Ti prego Malen, il nostro Totò Schillacci, Malen! Dormita della Serbia, abbiamo rischiato di prendere il gol e lo facciamo noi. Grandi ragazzi, grandi. Malen Show, il nostro profeta. No dai, yellow card. Intervento sanzionato con il cartellino giallo. Ammonizione direi giusta, ci sta. No, no. Grazie. Grazie, si è riscattato dall'errore del gol di Milenkovic. Ti prego fischi, andiamo a casa. Andiamo a casa. No, oh, è finita. Oh, ma è finita, che cazzo però. Yes. Yes, semifinali. Si qualifica dunque per le semifinali di questo Europeo 2024. Bravi ragazzi. Bravi. Ma ne giocheremo una a Dortmund. Vediamo tra Italy e Germany. Allora, semifinale, attenzione, rigori, vince la Germania, Germania-Olanda. E dall'altra parte, non si sa. Comunque la finale è contro una squadra che si può battere. Se vinciamo questa è molto abbiamo molte possibilità di vincere. Posso dire, se vinciamo l'Europeo non vado neanche con l'Italia. Perché comunque se gioco qua, sì, sono giochi un po' così, nel senso non sono belli come i giochi dei mondiali europei di una volta, c'è poco da fare. E ci sono anche tutti gli stadi, ha fatto anche bene, non posso dire che non sia fatto bene da questo punto di vista, però non puoi fare le qualificazioni, c'era più atmosfera nei giochi di una volta, per i mondiali europei. Poi adesso tra poco si partono anche le Olimpiadi, partirà un cumendone veramente impegnato, devono farmi il culo per fare tutte le Olimpiadi. Vai. The Dream. Vai. Contro i padroni di casa. Vedremo chi avrà più forza, chi si proietterà verso l'atto finale di Euro. L'atto di finale. Germania-Olanda, partita che mi ricorda Italia 90, lo sputo di Uragano Franklin a Rudi Feller. Un'Olanda che ha deluso tantissimo, Van Basten non ha neanche mai segnato, incredibile. No, Fulkrug, ma Verbruggen, Van der Sar c'è.
formazione titolare della Germania. Si schierano col 4-5-1, modulo robusto. Attenzione soprattutto alla posizione di quest'anno di centrocampo, che dovranno anche però spingere. Bravi. Potrebbero essere proprio loro, con il dinamismo che li contraddistingue, a decidere la gara di oggi. Depay, Memphis, bruttissimo. Troppo palla che non è finita a distanza dello specchio. Errore per il signor Memphis. Dai che voglio la finale. Che la finale si può vincere assolutamente. Vedendo chi c'è, Croazia e Polonia, insomma. Se battiamo Germania, se battiamo la Germania si può assolutamente battere la Polonia o Croazia, però il padrone di cara tedeschi sono pericolosi. Musiala. Attenzione, Mus per Yala. Lo supera senza problemi. Grandissimo, Van der Sar, è Vander. Me lo ricordate anche De Gui, portiere olandese un po' pittoresco De Gui. Occhio a Depay. Mamma mia, stiamo poesia pura olandese. Malen, prova un tiro impossibile. Ha provato a piazzarla. Non così. Ammonito Virgilio. Una conclusione che non ha creato problemi al portiere. Bravo l'arbitro a non interrompere l'azione. Combatteremo fino alla morte. Interpretazione corretta. Depay, Simons, Dumfries, Malen per poco. Mamma mia se passava Malen. Attenzione Reinders, Tijani, niente. Germania squadra tosta. Prova questo lancio in verticale. Fulkrug. Può andare per la porta. Fulkrug, aia, eccola là. Gol della Germania 1-0. Hanno trovato il primo gol del match, può essere importante anche. Musiala colpisce il cuore, i tedeschi sono esaltati. Serve Fabio Grosso, signori, Fabio Grosso, Malen, bellissimo per Fabio Grosso, Malen! Non ci credo. Ter Stegen para. Prendere sto gol qua mi gira un po' i maroni perché bisogna pareggiare velocemente, secondo me. Depa per Verman, ma no, Papa Verman, ma chi è? Golazzo, Simons, grande Verman, un difensore che fa un passaggio così. Siamo forti, Beppe, siamo forti. Cosa fa? Ma cosa fa? Hanno pareggiato, dunque 1-1. Schlotterbeck. L'arbitro lascia giocare, vantaggio per la Germania. Finisce il primo tempo 1-1, meno male che l'abbiamo ripresa subito. Primo pallone della ripresa. Ottimo Tijani. No. Hanno metri a disposizione. The Special Sky. Mi sto guardando tutti i film dei mondiali, l'ho visti tipo tutti 87 volte. E Messico, 86-90 sono i due film migliori, anche per colonne sonore. Ma la canzone finale per Maradona, Special Kind of Hero, scusate, robe da boomer, nell'86 non ero neanche nato, ma possiamo perdere, scusate, momento di panico, adesso bisogna vincere però. Guardatevi FIFA, mondiali di FIFA 86, guardate, alla fine, canzone di fine film, dedicata a Maradona chiaramente, è stupenda. A che? Per Pai. Attenzione, cosa ha fatto Depay? Calma, non ci credo. No, cosa abbia preso? No, Danzel, Madonna, Danzel Washington. Cosa avevo fatto? Porca miseria. La meritiamo noi, Beppe. La meritiamo noi. Ce la meritiamo noi. Fulkrug. Bravo, dai cuore. Come ho fatto a vincere 5-1 col Belgio non lo so però. Attenzione, Dumfries è una gran cosa qua. Ma no, ma dalla subito. Entra Gundogan. Bravissimo Blind.
Verman ha trovato un assist sublime. Avversari giocando sotto ritmo. Renders, Certamente Lele, Tijani. circolazione così Bravo consigliata. Tijani, dai Dumfries. A questa iniziativa avversaria. Ha risolto Niente, non è azzecca il problema mezza. della giocata. La meritiamo noi, però guarda che gol che ho preso stupido da Musiala. Bravo. Arbitro che assegna la rimessa con le mani. Corner. C'è il cambio fra i Sì, tedeschi. corner rimessa. Cosa sto dicendo? Adesso sono andato. Wirtz. No, mamma mia, per poco rischiavo il secondo giallo. Ancora. Nico Schlotterbeck. No, cumulativo maledetto. Change. Bisogna fare i change qua. Esce Vermas, che poi Verman centrocampista centrale, mi scuso se ho detto qualcos'altro. Giorgino Wijnaldum, Gravenberch, Vergost, e al posto del signor Blind Showtime, vabbè, non è che abbia grandi riserve. Concedono la touche, ci sarà rimessa. Non è certo l'Olana del 98. Beh, che 94 era forte, 94, 98, bella squadra, 2000 lo stesso, 2002 incredibilmente non qualificate, e il 2004 che erano delle Olande più iconiche dei tempi moderni, anche perché per me ragazzi il 2004 è l'altro anno. Palla per Sané. Grande Virgilio! No, che cagata atrocissima. Cosa si è inventato? Mamma mia, quanto l'ho rischiata. Dai, alla fine la no, madonna, Vergost è una me. No, se prendo gol perché Vergost è uno scandalo, E c'è il gol, finale a un passo, dovranno resistere incredibile. per pochi minuti. Dovremmo farla anche con l'Italia, ragazzi. Finisce qui e dunque 16 anni Domino dopo, io. la Germania torna a giocarsi una finale europea. Hanno vinto questa semifinale, in palio per loro c'è la storia. Entrambe le squadre hanno davvero dato tutto, hanno onorato questa competizione offrendo uno spettacolo degno di una semifinale. A fare la differenza alla fine, come spesso accade. Ma vaffanculo, va, Vergost di merda. Raga, sotto il comandone veneziano, ultimo europeo impossibile, me lo sparo, con l'Italy. Ciao ragazzi, ciao, vediamo chi vince, spero la Croazia o la Polonia. Maledetti. No, Francia, è vero, scusate, la Francia, sì, ciao, la vince la Francia, dai. Me lo dice? Non me lo dice. Grazie. Va bene raga, un saluto da Ukumendon Venetian. Ciao!